9 associazioni di consumatori e clienti da oggi faranno fronte comune, riunite in una consulta, quella dei cittadini danneggiati da Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Lunedì 8 gennaio, primo faccia a faccia con il governo. Al sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta detteranno cosa dovranno contenere i decreti attuativi dell'emendamento che ha costituito dal 1 gennaio lo specifico fondo per la salvaguardia dei risparmiatori vittime dei 2 istituti di credito. La consulta ha già chiesto un incontro urgente anche ai vertici di Banca Intesa perché attivi subito il fondo welfare da 100 milioni per dare una risposta a chi si trova in grave difficoltà economica. Naturalmente i 100 milioni riguardano Banca Intesa e i 100 milioni riguardano il fondo, che è un'altra cosa. Noi, per quanto riguarda questi 100 milioni, vogliamo fare in maniera più presto possibile che questi soldi vengano assorbiti dai risparmiatori il prima possibile, anche perché finiti questi soldi il fondo deve essere ricaricato dai conti dormienti. Conti che in tutta Italia pare ammontino a 15 miliardi di euro in gestione allo Stato e che potrebbero diventare davvero utili in questa circostanza. Ma la consulta delle associazioni non mira solo al ristoro economico dei danneggiati. Quello che noi puntiamo a fare è mettere nero su bianco le responsabilità degli organi di vigilanza, delle società di revisione, ma anche chiaramente degli amministratori e di coloro che hanno contribuito a creare questo grande disastro che purtroppo sta flagellando il territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. La consulta nei prossimi giorni incontrerà i risparmiatori, l'11 gennaio in municipio a Loria, il 19 a Vicenza e il 20 all'Auditorium di Montebelluna. Quello con il governo si preannuncia un lungo e non facile lavoro. La difficoltà sarà di discernere tra chi è un risparmiatore tradito, quindi ingannato dai falsi dati di bilancio, ingannato dai falsi requisiti del titolo, ingannato sulla sicurezza del titolo, quelli che sono stati riempiti in maniera al 100% dei loro risparmi investiti. Questi io sono tranquillo, al di là dell'entità della somma saranno risarciti tutti.